numero 477. Venite al Signore con canti di gioia, tutta acclamate al Signore, servite il Signore nella gioia, venite al suo volto con lieti canti. Venite al Signore con canti di gioia. Riconoscete che il Signore è solo Dio, Egli ci ha fatto, a Lui apparteniamo, noi suo popolo e gregge che Egli pasce. Venite al Signore con canti di gioia. Venite alle porte nella lode, negli atri con azioni di grazie. Ringraziatelo, benedite il suo nome. Venite al Signore con canti di gioia. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore Gesù siano con tutti voi. Miei fratelli e sorelle, questa terza domenica che stiamo celebrando, Papa Francesco l'ha voluta come uno solenne per tutta la Chiesa, una domenica interamente dedicata alla parola di Dio. E tutto questo per approfondire la ricchezza inesauribile che proviene dal dialogo costante di Dio con il suo popolo, scopo principale di questa celebrazione della parola, quello di familiarizzare con le scritture che contengono la fonte della rivelazione di Dio e sono anche il fondamento della nostra fede. Per celebrare allora degnamente questa Eucaristia con tutta la Chiesa, chiediamo al Padre che ci venga incontro con la sua grazia, con il suo perdono. Signore Figlio diletto del Padre, Kyrie eleison, Cristo fratello e amico degli uomini, Christe eleison, Signore via che conduce al cielo, Kyrie eleison, Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. E a Dio dell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini che noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti gloriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria, Signore Dio, Re del cielo, Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà
Preghiamo. O Dio, che hai fondato la tua Chiesa sulla fede degli Apostoli, fa che le nostre comunità, illuminate dalla tua parola e unite nel vincolo del tuo amore, diventino segno di salvezza e di speranza per coloro che dalle tenebre vanno alla luce, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. In passato il Signore umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo camminava nelle tenebre, ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te, come si gioisce quando si miete e come si irrita quando si divide la preda. Perché hai spezzato il giogo che lo opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo tino, come nel giorno di Madia. Parola di Dio. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Cosa ho chiesto al Signore? Questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si risaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti, a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Cloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, io invece a vostro riguardo, e io di Cristo. Mi è stato forse diviso dai familiari di Paolo, è stato forse crocifisso per voi, o siete stati battezzati che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo a vostro riguardo, e io sapienza di parola, è forse che non vedrete familiari di Paolo, ed è stato forse crocifisso per voi, o siete stati battezzati che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo a vostro riguardo, io sapienza di parola, è forse che non vedrete familiari di Paolo, ed è stato forse crocifisso per voi, o siete e guariva ogni sorta di infermità nel corpo. Alleluia, alleluia, alleluia.
sorta di infermità nel Cristo. Alleluia, alleluia, e guariva ogni sorta di infermità nel Cristo. Alleluia, alleluia, e guariva ogni sorta di infermità nel Cristo. Una grande luce per quelli che abitavano in regio ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare, a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli di Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare, infatti pescatori, e disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori uomini. Essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò, ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattia e infermità in mezzo al popolo. E parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, come vi è stato annunciato, su invito di Papa Francesco, celebrare con solennità la domenica della parola di Dio. Questa parola misteriosa e potente che incontriamo nelle Sacre Scritture è una parola che non ha niente a che fare con le nostre parole, che sono sempre tante, spesso inutili e ingannevoli. Questa parola di Dio porta con sé la volontà del Padre, che vuole il nostro bene ed è rivolta a noi, suoi figli. Questa parola, come dice il Salmo 118, è piena di luce, è lampada per i miei passi, è luce sul mio cammino. Non dimentichiamolo questo messaggio importante per questa giornata, la domenica della parola di Dio. Il Vangelo che abbiamo letto, Matteo, che è parola di Dio, ci racconta l'inizio della vita pubblica di Gesù in Galilea, dopo che Giovanni fu imprigionato da Erode. Gesù parte da Nazareth, dove era rimasto durante un periodo misterioso di oltre 30 anni, e si trasferì a Cafarnao, che diverrà il centro della sua attività pubblica,
Matteo addirittura chiamerà Cafarnao, che non è città, ma è un grosso villaggio, ma tuttavia lo chiamerà la città di Gesù. Cafarnao era un grosso villaggio di pescatori, situato lungo la riva occidentale del lago di Galilea. Non era rinomato come Tiberiade, la città dove risiedeva il governatore della Galilea, Erode, non era neppure famoso come Magdala, le sue industrie del pesce. Tuttavia Cafarnao godeva di un certo prestigio perché si trovava geograficamente lungo la via del mare, una strada imperiale che dall'Egitto corteggiando e stesso la Mesopotamia, che con questi stranieri interessanti dall'incrocio di idee. Sua missione, che sono appunto gli esclusi, i lontani, i poveri, la gente alla quale nessuno si importa. Il primo messaggio di Gesù è per tutti un invito alla conversione. Convertitevi perché il regno di Dio è in mezzo a voi. C'è bisogno di cambiare, di arare fondo per seminare il nuovo annuncio del regno, il Vangelo della salvezza. Convertirsi, sappiamo già noi che abbiamo un po' di familiarità con la parola di Dio, convertirsi significa cambiare modo di pensare, di agire e guardare nella direzione di Dio, che vuole la nostra salute e vuole anche il nostro bene. Convertirsi allora significa per tutti, anche per noi, accogliere la presenza di Dio nella nostra vita, verificare le scelte spesso malfatte, senza valore che facciamo e cercare la volontà del Padre che vuole la nostra buona riuscita più di quanto non la vogliamo noi. La prima azione di Gesù è una chiamata a seguirlo. Per ciascuno di noi c'è una vocazione particolare, la nostra vocazione che ci identifica, è la nostra fisionomia e che non può essere confusa con quella degli altri. A questa vocazione dobbiamo dedicare intelligenza e interesse, perché questa rappresenta per ciascuno di noi quello che Dio vuole da noi. I primi discepoli chiamati da Gesù, come abbiamo sentito da Matteo, sono Pietro e Andrea, due fratelli, pescatori di Betsaida. Stanno preparando le reti per la pesca
e Gesù li raggiunge. Lo stesso invito è rivolto ad altri due fratelli, Giacomo e Giovanni, anch'essi pescatori insieme al padre Zebedeo. Questi primi 4 discepoli Gesù li chiama ad essere pescatori, ma pescatori di uomini. C'è un cambiamento radicale nella prospettiva, essere pescatori di uomini per Gesù e mettersi a servizio degli altri, perché ogni persona possa trovare la sua strada, il senso della propria vita in rapporto al volere del Padre. Così il regno di Dio inizia a realizzarsi nella vita di Gesù e nella scelta di chi accetta la sua chiamata e si dispone a seguirlo. Non confondiamo però le cose. Essere cristiano non è un percorso di tipo intellettuale. Essere cristiano significa imparare, non imitare, seguire Gesù e imitare Lui nel volere in ogni cosa la volontà del Padre. Per questo il Padre ci ha dato Gesù come modello, come guida, perché di questo avevamo bisogno. Gesù è venuto soprattutto come compagno di viaggio, colui che dà sicurezza ai nostri passi e illumina il nostro vivere quotidiano. Io sono la luce del mondo, chi viene a me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Così testimonia Giovanni di Gesù. Ed è proprio così. Avere trovato Cristo e avere deciso di seguirlo con fedeltà significa arricchire di valore la nostra vita e riempire di senso le nostre povere azioni. Con Lui tutto diventa diverso, anche la nostra sofferenza, che non manca mai, acquista un suo valore e un suo significato. E Lui è venuto per noi, proprio per questo. Io sono venuto nel mondo perché abbiate la vita e l'abbiate in maniera abbondante. Prima di concludere questa riflessione vorrei ricordarvi che stiamo vivendo con tutta la Chiesa la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. È una settimana importante dove pensiamo con dolore alla situazione di divisione che viviamo nella Chiesa. Abbiamo bisogno tutti di chiedere l'unità dei figli della Chiesa. Tutti abbiamo la nostra parte di responsabilità di fronte a questo problema che divide la nostra fede e rende difficile la nostra comunione con il Signore. E allora non dimentichiamo in questa settimana di pregare il Signore perché conceda realmente alla sua Chiesa quell'unità e quell'amore che Gesù voleva da tutti noi. Professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza. Per noi uomini, per la nostra salute, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, una santa cattolica apostolica. Aspetto la risurrezione. Fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato la voce del Signore che ci chiama alla conversione, perché il regno dei cieli è vicino. Apriamo con gioia i nostri cuori al Vangelo, presentiamo a Dio Padre le nostre intenzioni con queste parole: apri, o Padre, i nostri cuori. Apri, o Padre, i nostri cuori. Per la Chiesa, non si stanchi mai di annunciare il Vangelo e di portare la bella notizia soprattutto alle periferie dell'esistenza umana. Preghiamo. I nostri cuori. Per i vescovi, i presbiteri e i diaconi, lo Spirito Santo li accompagni nel loro ministero nella Chiesa e faccia della loro vita un dono gradito a Dio. Preghiamo. Per i lettori, i catechisti e quanti diffondono la parola di Dio, avvertano di essere chiamati da te per proclamare il tuo regno alla loro comunità e a tutte le genti. Preghiamo. Per ognuno di noi, affinché accogliamo l'invito del Signore alla conversione e seguendo la nostra vocazione, testimoniamo con gioia il Vangelo. Preghiamo. O Padre, questa è la nostra preghiera, donaci la tua parola e vieni ad abitare nei nostri cuori, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.
gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, Padre misericordioso, e consacrali con la potenza del tuo Spirito, perché diventino per noi il sacramento di salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona, giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente, l'Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio e in lui servo obbediente hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo la tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai discepoli e disse: prendete, bevete, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, presbiteri, i diaconi e tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo il Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia. Vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua vita. Oh, il sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna.
canto numero 58. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. La tua parola ha creato l'universo. Tutta la terra ci parla di te, Signore. La tua parola si è fatta uno di noi. Mostraci il tuo volto, Signore. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. Tu sei il Cristo, la parola del Dio vivente, che oggi parla al mondo con la Chiesa. Parlaci della tua verità, Signore. Ci renderemo testimoni del tuo insegnamento. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno.
ringraziamo, o Dio, che in questi santi misteri ci hai nutriti con il corpo e il sangue del tuo Figlio. Fa che ci rallegriamo sempre nel tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova, per Cristo nostro Signore. Non dimentichiamo, fratelli, l'intenzione particolare di questa giornata, domenica della parola di Dio. È un invito per questo, dove Dio ha lasciato presente una fede e capita. Prossimamente il 31 gennaio ci sarà la celebrazione eucaristica del 5° anniversario della morte del missionario francescano gemonese, il padre Vitaliano Zilli. Questo avverrà in santuario alle ore 18:30. Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace con il Signore. A tutti una buona domenica. Il numero 283. Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che sei stata così davanti al tuo Signore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che hai portato dolcemente